Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Sono confuso e felice, come canterebbe qualcuno. È tutto magna magna, lo avete capito ormai. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica. Sì, perché andiamo in replica anche la domenica alle 12:30. Magna magna, gli appuntamenti da non scordare in tutta Italia, feste, sagre, cose gnam gnam, mangerecce, ma non soltanto, signori. Piatto ricco, micificco. Io parto subito da Trevignano Romano, provincia di Roma. C'è un evento bellissimo che, se per caso contate di essere in zona in quei giorni, sabato 19 luglio, questo sabato, arriva Una notte da gufi. Allora, già il gufo come animale mi piace tantissimo, ma qui c'è l'esperienza e c'è anche il gnam gnam mangiare. Vuoi vivere un'avventura nel bosco senza pari, insieme ai nostri affascinanti rapaci notturni e al biologo e fotografo naturalista dottor Paolo Taranto? Se la risposta è sì, questo è l'evento che fa per te. Laboratorio interattivo, il mondo segreto dei gufi. Cena da favola, la tavola di Gufo Saverio, cioè ve li mangiate dopo i gufi? No, non è vero, con delizie come penne dei barbagianni, la pasta fredda, borre di gufo, le salsicce alla brace, sottobosco dell'Assiolo, patate e bruschette, acqua e un bicchiere di vino a soli 18 euro. Chi non gradisce si può portare addirittura la cena a sacco, dai! Gufo Saverio ha preparato la tavola per voi. Ci sarà il volo dei rapaci notturni, gufi reali, barbagianni, assioli. Goditi nell'incanto della sera il volo dei rapaci notturni, un'emozione unica nel suo genere. Avventura alla scoperta dei rapaci. Addentratevi nel bosco e ascoltate i richiami, osservate allocchi, gufi e civette nel loro habitat naturali. Signori, una serata alla portata di tutti senza complicazioni tecniche. Adulti, piccoli esploratori, famiglie sono tutti benvenuti. Sabato 19 luglio, ingresso ore 19:30 a Trevignano Romano, Roma. Una notte da gufi. Penso che un evento del genere non ve lo racconti nessuno. Io mi glorifico, mi faccio complimenti. Bravo, bravo Sammy, complimenti per un evento da non scordare, davvero unico. Chiaro che magari avete altri gusti e sono sicuro vi piace anche quest'altro evento in arrivo a Tricerro. Che cacchio è Tricerro? Aspetta che guardo allora. Tricerro, Triseri in piemontese, è un comune italiano di 657 abitanti della provincia di Vercelli, in Piemonte, a 2 passi anche da Milano. Signori, a Tricerro, dal 18 al 21 luglio, c'è la sagra della lumaca. Povere lumachine, un po' ti fanno pena, però piacciono molto. Salame sottograsso, lingua in salsa, insalata di mare, bistecca in carpione, rosbi, peperoni in bagna cauda. Non la digerisco, ma è buonissima, Simone. Guarda, domini, tris di lumaca, tris piemontese. Questi sono solo gli antipasti. Poi ci sono i primi, i secondi, lumache al verde con polenta, lumache alla veneziana con polenta, bis di lumache con polenta, lumache impanate con patatine, rane impanate con patatine, e potrei andare avanti fino a domani. È la sagra della lumaca. Tricello, Vercelli, dal 18 al 21 luglio. Chiaramente, signori, anche qui, ma chi è che vi parla della sagra della lumaca? C'è Sammy Varin, per fortuna, e meno male, dico io. Attenzione, non ho finito, ce ne ho veramente per tutti i gusti quest'oggi, roba buona, roba bella. La sagra del Pansotto. Siamo a Mele, in provincia di Genova. Un grande ritorno a Mele dal 18 al 20 luglio, sempre questo weekend. La sagra del Pansotto con piatti tipici, carne alla brace e altre delizie. Aprono le iscrizioni anche in questi giorni per la Sciuscia e Resciuscia, un percorso di 10 chilometri sulle alture del comune di Mele. Siamo in provincia di Genova. Attenzione che mi apro il volantino.
dalle ore 17 di questo venerdì 18, Shusha e Riusciupa è la gara podistica, ok, non si mangia, ma dopo ci sono i panzotti e gli arrosticini. Chiaramente, se siete lì a chiedervi che cosa sono i panzotti, fate bene, e io scrivo panzotto, che capisci? È un tipo di pasta. Ignorante di un semivarin, panzotti in ligure, dalla ligure panza, in italiano pancia, sono una pasta ripiena tipica della cucina ligure, simile ai cappelletti. Gnam gnam, ragazzi miei, la sagra dei panzotti questo weekend a Mele, in provincia di Genova. CQ, 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 questi sono gli appuntamenti da non scordare, signori, in tutta Italia. Se volete me li potete anche indicare inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Non si mangia ma si pagaia. Questo sabato 19 luglio a partire dalle 9 del mattino al lago di Caccamo, Serra Petrona, signori. Qui siamo in Bulgaria, chiaramente, è un posto lago di Caccamo. Vabbè, non è permessa l'ignoranza. Oh, siamo vicino a Serra Petrona in provincia di Macerata. D'accordo? Posti bellissimi che non conoscevate perché non li conosco neanche io e non possiamo essere stati ovunque. Ecco, ho capito. Adesso iniziano anche a protestare gli ascoltatori. Abbiamo in linea Lisetta. Attenzione, sospendiamo le trasmissioni perché sicuramente avrà delle segnalazioni, degli appuntamenti da non scordare o mi tirerà le orecchie perché non so dove si trova Caccamo. Lisetta, eccola qua. Buongiorno Lisetta. Eccoci Lisetta, ciao. Buongiorno a tutti. Argomento diverso per oggi, visto che lei sta accennando alle fiere, alle sagre, eccetera. Sì. Io, signor Semmi, volevo accennarvi a una sagra, ha appena parlato della Liguria, al 19 luglio, cioè questo sabato, dedicato alla zuppa storica dell'acciuga a Riva Trigoso, in provincia di Genova. Sì. Allora, che si chiama il bagnum, cioè la zuppa più antica nata per sfamare i marinai. E il piatto simbolo della cucina povera della Liguria, direi, a base di acciughe, è diventato un culto. Allora, l'acciuga, signor Semmi, non può mancare, mi sembra, sulle tavole dei liguri, e tra tutte le possibili declinazioni c'è il bagnum, la zuppa di acciughe tipica della Riviera di Levante, che fa parte della tradizione gastronomica da più di 2 secoli. Ripeto, da più di 2 secoli. Pochissimi gli ingredienti, signor Semmi, richiesti per il piatto simbolo. Io l'ho fatta, è una delizia. Comunque, se provate, qualche signora se vuole provarla, niente male. Simbolo della zona tra Sestri Levante e Riva Trigoso. Allora ci vuole aglio, prezzemolo, cipolla ed olio extravergine per il soffritto. La polpa di pomodoro da sfumare con il vino bianco, acciughe e le gallette del marinaio. Una zuppa semplice all'apparenza, cioè dal 1960 a Riva Trigoso, ripeto, a Riva Trigoso, alla metà di luglio organizza la sagra del bagnum, come ho già detto. Il sugo deve cuocere per almeno 2 ore, le acciughe si aggiungono solo alla fine, 6-7 minuti di cottura, non di più, per esaltarne naturalmente il gusto, così vengono più gustose, sono in parole povere. Acciughe che vengono pulite dall'interiore e dalla testa, ma non sfilettate, ricordate, non sfilettarle. Poi una volta cotta la zuppa si mette in un piatto con le gallette del marinaio, una specie che sarebbe, queste gallette del marinaio, una specie di focaccia secca, l'unico pane che una volta si portava a bordo perché poteva durare per mesi. Il bagnum era infatti la zuppa dei pescatori, un piatto povero ma ricco di sapore che si consumava sui leudi le imbarcazioni che trasportavano formaggio o vino in viaggio verso la Sardegna e l'isola d'Elba. E voglio terminare. Oggi di quelle imbarcazioni ne è rimasta soltanto una che si chiama L'Aiuto di Dio, che compie 100 anni dal varo. E per assaggiare il vero bagnum, l'appuntamento, ripeto, è il prossimo 19 luglio a Riva Trigoso per la 65esima edizione della sagra dedicata alla storica zuppa.
Tutto qua, nient'altro, la salute e buona giornata. E come cosa al posso solito. dire se non ringraziare questa ascoltatrice? Procuratevi la galletta del marinaio, ma soprattutto questa zuppettina di acciughe. Poi chiaramente non dovete frequentare la fidanzata quella sera, però ci sta, ci sta. Signori, appuntamenti da non scordare e anche ricette se volete. La nostra radio è così, è ancora libera, ci chiamiamo Radio Libertà. Domenica 27 luglio qui siamo a Gravedona, certo, Lecco, Como, Lombardi. Oh, la Corte del Drago presenta La Notte dei Templari. Domenica 27 luglio alle 21:30, Santa Maria del Tiglio, piazza 11 febbraio, Gravedona. Dopo più di 1000 anni arriva ancora forte l'eco di questo ordine, tanto fantastico quanto misterioso, i Cavalieri del Tempio. La vestizione e il giuramento di un cavaliere templare era un momento particolarmente affascinante e suggestivo. Rivivilo con noi. Domenica 27 luglio, ore 21:30, Santa Maria del Tiglio, piazza 11 febbraio, Gravedona. Lecco, Como, ragazzi, queste sono robe da non mancare, mi raccomando, esclusive, perché non ne parla nessuno, perché sono robe minori, certo, piccoli appuntamenti, piccole sagre, come la festa sociale a Cogoleto nel genovese, la Sciarborasca, signori, 17, 18, 19, 20 luglio, festa sociale, la grande festa sagra estiva ecosolidale. E non c'è niente da mangiare, come no, stand gastronomici a partire da 19:30, non scherziamo. Sabato 19 domenica 20 luglio c'è anche la festa di San Tommaso a Tresivio. Tresivio. Vabbè, ma scusami, ma non ho capito. Tresivio, in dialetto valtellinese, Tresif, un comune italiano di 2056 abitanti nella provincia di Sondrio, Lombardia. Tresivio, robe buone da mangiare, ma soprattutto stinco e patate, insalata di polpo, insalata di riso, vitello tonnato, panini con salsiccia, alla festa di San Tommaso. 19 e 20 luglio ci sono conferenze. Cosa c'è? Cos'è che il beer pong che ci si tira le birre addosso, giusto? Sì. C'è la calamarata, zucchine e gamberetti, gli spiedini di pesce, chiaro, se ci ascoltate dalla Valtellina, ragazzi, roba buona. Sì, me ne devo andare, ma c'ho ancora appuntamenti da non scordare a Go Go, perché so che siete in giro, in vacanza, e l'idea di andare in qualche posto particolare me l'ha detto Sammy Varin. Monastero Bormida, signori, di piazza in piazza, 25 e 26 luglio, musica, teatro, arte di strada, cibo e divertimento, ragazzi, siamo lì nella zona Asti, Piemonte, il mercatino, torre medioevale aperta, ok, trampolieri, saltimbanchi, sputafuoco, giocolieri, acrobati, musica dal vivo, Monastero Borbida, 25-26 luglio, altro appuntamento da non scordare sul territorio, Caronno Pertusella, signori, non si può andare lontano, siamo a Caronno Pertusella, a 2 passi da Milano, Caronno d'estate, il weekend latino, proprio questo weekend con i balli latinoamericani, sculettate un po', muovetevi, paella e sangria, la cucina aperta dalle 19:30 al Parco della Resistenza a Caronno Pertusella, 18, 19, 20 di luglio. La festa del tortello compie 30 anni. Cacchio, e vuoi che non la leggo? La festa del tortello, roba buona, roba introvabile, Vigolzone, provincia di Pavia, dal 25 al 29 luglio, venerdì l'orchestra di qua, l'orchestra di là, ma non ce ne frega niente, noi vogliamo mangiare perché è tutto un magna magna, la festa del tortello dal 25 al 29 luglio a Vigolzone, provincia di Piacenza. I nostri volontari vi aspettano tutte le sere alle 6 dove potrete gustare i tortelli con la coda.
Nel senso che farete una coda della miseria per mangiarli. No, no, c'hanno davvero la coda. Tanti altri piatti della cucina tipica piacentina, il tutto accompagnato dai vini della Valnure. Signori, io mi inginocchio ai tortelli della festa del tortello, in quel di Vigolzone Piacenza dal 25 al 29 luglio. Ringrazio Simone che li sta già mangiando. Sammy Varin vi saluta, ma ritorna, è una minaccia, domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,